Il mondo della scuola veneta è in subbuglio. Fra poco meno di un mese il progetto di regionalizzazione dell'istituzione scolastica sarà oggetto di discussione in Consiglio dei Ministri e se sarà accolto potrebbe essere il primo tassello dell'autonomia. Il progetto prevede tra l'altro programmi personalizzati, insegnanti propri, stipendi diversi. Tutto regolare? Non proprio, secondo gli insegnanti aderenti al sindacato Gilda di Venezia e all'associazione docenti articolo 33. Noi riteniamo che ci sia la possibilità di riorganizzare la scuola dal punto di vista dell'amministrazione e dei servizi specifici per le singole scuole, ma non è possibile, secondo noi, quello che è previsto dal disegno di legge della Regione Veneto della completa regionalizzazione degli insegnanti. C'è un passaggio dallo Stato alla Regione con un sistema di valutazione di natura contrattuale che rischia di mettere in crisi l'autonomia dell'insegnamento e la libertà di insegnamento, denunciano Gilda e articolo 33. Il tema con tutta evidenza è di grande attualità perché avrà i suoi effetti anche sugli studenti. Tutti hanno il diritto ad avere la stessa preparazione, le stesse competenze, le stesse capacità, le stesse conoscenze. Invece la frammentazione che potrebbe essere determinata da una regionalizzazione, perché se parte il Veneto, dopo parte la Lombardia e così via, diventerebbe una cosa che diventa frammentaria anche dal punto di vista del progetto culturale nazionale. Venerdì prossimo Gilda e articolo 33 apriranno un tavolo di discussione sul tema durante un convegno che avrà luogo al liceo Guggenheim a Venezia, a cui pur invitati non parteciperanno né la Regione né la Presidenza della Commissione settima del Senato. Siete pronti a far sentire la vostra voce? Se le cose non vanno come vorremmo noi, faremo evidentemente tutte le mobilitazioni necessarie per bloccare un progetto che potrebbe essere devastante.